Vediamo alcune tematiche che le stanno particolarmente a cuore: ambiente, economia e giustizia sociale, argomenti relativi alla sostenibilità che ha trattato in diverse occasioni, come nel suo intervento alla rassegna di incontri About Women del 2022. Noi questi temi possiamo riassumerli con quella che viene definita le grandi trasformazioni epocali che i nostri mercati, le nostre imprese, la nostra società sta vivendo. Parlo naturalmente di transizione ecologica, delle crisi ambientali, parlo di digitalizzazione, parlo di tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e anche analfabetismo digitale, che è il rovescio della medaglia dell'intelligenza artificiale. Sono tematiche che sono una grande opportunità per il nostro paese, ma devono essere regolamentate in maniera etica e responsabile. Dobbiamo darne una gradualità di intervento per non drenare le risorse delle imprese da una parte e per non diminuire le risorse economiche dei cittadini e anche destinate ai cittadini, perché altrimenti si tradurrebbero in mancanza di servizi. La sua azienda ha da sempre una grande vocazione femminile. L'85% dei dipendenti sono donne, tra cui tante occupano ruoli dirigenziali. La conciliazione vita-lavoro diventa così una tematica fondamentale, una questione che oggi è al centro del dibattito, considerando anche altre problematiche come la denatalità e la mancata parità di salario. Noi abbiamo sempre avuto un occhio molto particolare per quanto riguarda il welfare in azienda. Abbiamo iniziato a fare politiche di welfare già dal 2014 e siamo certificati con la provincia di Trento Family Audit. È una certificazione molto importante perché mette al centro proprio la conciliazione vita-lavoro. Nelle nostre politiche di welfare abbiamo avuto particolare attenzione per quanto riguarda i problemi delle madri lavoratrici, con aperture negli orari, a orari flessibili, cambi di turno quando necessitano di interventi straordinari o di permessi straordinari. E abbiamo un piccolo progetto che si chiama Quando nasce un bambino nasce una mamma e un papà, che è in aiuto, a proprio un primissimo aiuto per quando arriva un bambino nella nostra grande famiglia aziendale. Diventa dunque fondamentale rimettere al centro dell'agenda politica italiana ed europea gli investimenti per la famiglia, per favorire la conciliazione del tempo di cura e di lavoro e arrivare alla piena parità di genere. Questo è un tema molto importante. Molto è stato fatto promuovendo politiche a sostegno della famiglia, che sono i primi nuclei di una società, ma dobbiamo fare ancora molto di più. Dobbiamo mettere nelle condizioni le donne di non dover scegliere tra essere madri e essere lavoratrici, perché in questo modo si raggiunge la parità di salari, appunto quando si può percorrere anche o una carriera lavorativa o anche lavorare proprio. Per cui la parità di genere si raggiunge, o la parità di salari si raggiunge solamente attraverso politiche di sostegno alle donne madri e lavoratrici. Parliamo di cultura. Lei è molto presente in ambiti che riguardano il sapere, la creatività ed il patrimonio intellettuale. A me piace dire che il nostro Made in Italy è un prodotto culturale. Il nostro è un paese straordinario per arte, per bellezza, per cultura, per enogastronomia. E sono questa atmosfera che ci circonda che poi crea attraverso l'ingegno delle persone i prodotti e servizi che vanno sotto il nome di Made in Italy e che sono conosciuti in tutto il mondo. Ora una domanda personale. Da bambina, come immaginava la sua vita? Amavo lo spazio e avevo sempre l'idea di diventare un astronauta.
Cosa ama fare quando è libera dai suoi molteplici impegni e può scegliere come godere del suo tempo? Amo molto il mare, l'aria aperta e devo dire che faccio sport di mare, tra cui anche la voga alla veneta, che si sposa un po' con il fare l'astronauta da bambina, cioè collegare il futuro alle nostre tradizioni.